Cavalli allineati dietro l'autostart per questa seconda corsa riservata a femmine di 3 anni, Itaca DB, in Next 61 e Give Up, Ilaria Luis, Incognita, Ipersonic Orsi in prima fila, in Adipa, Ita Cassate, Irma Jump a partire dalla seconda fila. Quindi andiamo a vedere l'avvio che potrebbe essere determinante, parte molto bene Incognita, la segue dal numero 3 I Give Up e vediamo se queste saranno le posizioni che si consolideranno con l'arrivo della curva. Allora, davanti a tutto ci fa effettivamente Incognita, segue con grande calma I Give Up a prendere la posizione e dietro di loro Itaca DB che prende la terza posizione. Gli altri rimangono tutti raggruppati, i primi 200 metri in 1.15.8 con una certa calma, poi Vincenzo Luongo passati i 250 metri va ad attaccare Incognita e riceve l'ok per sfilare al comando. Quindi abbiamo cambio del leader, abbiamo davanti il numero 3 I Give Up, a seconda posizione abbiamo Incognita e gli altri seguono un po' a distanza guidati dal numero 1 Itaca DB. 400 metri in 31,3 sono femmine con poca esperienza, quindi è ovvio che non ci si aspettano prestazioni particolarmente, almeno in questa prima parte di gara, poi dopo le andremo a scoprire. Arriviamo ai 600 metri ed entriamo passati in 16,2 la curva con grande calma ed entriamo sempre con una relativa calma in retta qui dalle tribune e incomincia a salire sulla destra Ilaria Luis e alla sua destra a sua volta abbiamo Ita Cassat con Filippo Monti. Filippo Monti, femmina molto chiacchierata perché sembra possa avere delle risorse, fa fatica a risalire comunque l'allieve di Filippo Monti in questo momento e I Give Up tiene salda la prima posizione sempre seguito dal numero 5 di Incognita. Arriviamo al chilometro passato in 1.19,8, nulla cambia, c'è un arresto per quella che era la cavalla che stava risalendo, Ita Cassat che rimanda tardate, quindi si isolano i due che sono stati leader delle corse, il numero 3 I Give Up e il numero 5 di Incognita. Arriviamo nell'ultima curva dopo un parziale di 31 e ora ovviamente le gambe incominciano a girare veloce, Give Up e Vincenzo Luongo provano a dare l'allungo decisivo, lo segue sempre Incognita a una lunghezza però di distanza, molto più indietro abbiamo Itaca DB mentre gli altri sono guidati da Ilaria Luis ma sono ad ampia distanza dai primi. Entra in retta d'arriva Vincenzo Luongo, non comanda la sua allieva che si distacca e vince facilmente, seguita con grande freddezza da Incognita. Poi al terzo posto abbiamo Itaca DB, in retta rompe il numero 6 di Personica Orsa e quindi per la terza posizione abbiamo Irma Jump. 1.17,7 per chi vince, 2,9 per fare il rotolo completo. Andiamo a rivedere al rallenti l'esattezza ovviamente dell'ordine d'arrivo, quindi abbiamo Vincenzo Luongo per Gennaro Casillo che porta al successo I Give Up, figlio del Help is on the way. Poi alla seconda posizione abbiamo il numero 5 come detto Incognita. Per il terzo posto vediamo arrivare il numero 1 di Itaca DB e al quarto posto in seguito alla rottura di Ipersonica Orsi il numero 9 e poi il numero 2.